Siamo in compagnia di Ramon Pardo, tecnico della VDL Minimotor Correggio, è arrivata la quarta vittoria in 5 partite per la formazione emiliana, una partita aperta per 50 minuti. Suo giudizio sulla partita? Sì, bueno, contenti per il risultato ma non per il gioco. Oggi credo che abbiamo fatto un po' una partita brutta, veramente non abbiamo fatto, il piano di partita non è andato bene, e abbiamo fatto una partita brutta, un po' di scontrollo tanto difensiva come offensivamente e noi questo non ci spiace perché alleniamo per giocare bene e con più organizzazione, che questa è un po' la identità di questa squadra. E oggi ha mancato un po' questa organizzazione, provare più situazioni di gioco, situazioni più del modello che non siamo fatto. È stato un po' un problema e soprattutto abbiamo entrato un po' al gioco del Montevelo, un po' un gioco di transizione, un po' affrettato veramente. E questo dobbiamo imparare questa situazione perché poi passare in più partita. E dobbiamo imparare e migliorare questa situazione perché oggi non è stata una bella partita. Correggio che comunque a livello di punti adesso è in prima posizione, primo posto quindi confermato all'inizio del 2026, prossimo match contro il Montecchio Precalcino. Che partita si deve aspettare la BDL Minimotor Correggio? Sì, a livello di punto stiamo contenti, sì che è verità che i 3 punti di Seregno aspetto che non sia un problema, ma ora tocca, io l'ho detto al giocatore che toccano 4 partite troppo difficili e credo che va a marcare un po' la situazione della nostra classifica. Montecchio, credo Roller Massano, Atiene e Trisino che sono una squadra più forte e va a marcare un po' la classifica questa 4 partite e un po' dico io il Tourmalet e vediamo come va questo sabato a Montecchio che credo che è stato con 2 nuovi giocatori, Adria Català e Del Santo, e sicuro che vanno a aiutare troppo al Montecchio. Fiducia con la mia squadra, credo che lavoriamo per giocare questa partita bella, partita difficile e speriamo di andare a Montecchio a portare 3 punti a casa. E ci auguriamo che non sia un Tourmalet, visto che siamo appassionati tutti e due di ciclismo. Grazie mille a Ramon Pardo e in bocca al lupo per il proseguimento della stagione. Grazie a voi.